2008, anche quest'anno ci siamo con tutti gli amici della Titanus. Oggi è veramente incredibile, non si riesce a fare un metro. Iniziamo da qui il nostro percorso fuori al Teatro Ariston con un purpurì delle cose particolari che sono pizzette all'esterno dell'Ariston Sanremo 2008. Prima di essere pensato, meccanico automobili? No, meccanico. Meccanico, diciamo. Metà meccanico, l'altra metà? Al bar, è la peggiore, allora il primo concorrente è Gino. Con il Festival di Sanremo 2008 Pippo Baudo in mutande è sempre presente, onnipresente. Guardate qua. Grandi! Una cabina parte. Non ci stava. Allora, Titanus, uguale cinema, uguale emozioni, uguale bellezza, uguale te, Titanus, ti voglio bene. Anche noi a Solano, vai! Grazie. Ma lui una foto come stai scrivendo? Volevo fare tutto a sicurezza, l'ha fatta Sanremo 2008, questa è una mostra molto particolare, si chiama Come Sanremo, una mostra a colori per i 50 anni del festival e ci sono molte cose interessanti.
il giorno della finale qua c'è una confusione per dire altre cose, ma siamo in Piazza Colombo qui in questa bar, abbiamo incontrato anche una romagnola doc. Descrivi un po' l'ambiente, l'atmosfera, Marilena. Stiamo entrando a Sanremo, un cazzo della Madonna, abbiamo incontrato la roba stasera. Non si riesce a fare un metro, stasera al finale fra circa 3 ore entreremo dentro l'Ariston, comunque Sanremo non è un paese per vecchi. No, è da giovane, ragazzi. Fondamentale che determina tutti gli andamenti della televisione, no? Pare che mi abbia vinto 8.000, 9.000. Quindi che vogliono di più? Pippo l'avete visto? Siamo venuti apposta, ci ha cambiato la vita.